Tra esposti su nomine e il conflitto tra sanità privata e quella pubblica si gioca un tutti contro tutti all'interno della regione, ci si mettono di mezzo anche sindacati che si dividono tra di loro. Ma oggi vogliamo dare lo spazio alla politica, vicino a me il segretario regionale del PD, Cristiano Sciauli, grazie per essere venuto a trovarci. Grazie a voi dell'invito. Allora, parlavamo in questa puntata del mercoledì di screenshot di sanità, di vaccini, questo sarà il tema principale. Sciauli, quando si parla di esposti e si arriva fino agli esposti e a conflitti all'interno della politica, c'è il rischio che la politica alla fine abbia perso realmente la propria strada, che è quella di dare una mano ai cittadini? Si deve arrivare proprio a questo? Io personalmente continuo a pensare che la politica debba fermarsi agli strumenti della politica e non arrivare agli strumenti giuridici. C'è un però, noi gli strumenti della politica li abbiamo attivati tutti su questa questione, dalle interrogazioni alle mozioni, chiedendo su un concorso bloccato, con un già avviato e bloccato in corso d'opera, mancava solo la commissione giudicante. Abbiamo chiesto, sia con interrogazioni e mozioni, chiarimenti. Non ne abbiamo avuti, anzi, devo dire la verità, mi dispiace fare nomi e cognomi, dal dottor Tonutti abbiamo sentito parole che ci hanno preoccupato ulteriormente rispetto al fatto che si blocchi un concorso semplicemente perché al bar si è capita la disponibilità di una persona. Crediamo che, nonostante le riforme dell'assessore Riccardi, ci siano, soprattutto sulle strutture complesse come la Sores, delle norme nazionali che prevedono che non sia permessa l'interruzione di un concorso dopo che già dei curriculum erano arrivati. Ecco, quindi noi non andiamo dal giudice. Sì. Visto che l'assessore Riccardi ci ha risposto in maniera molto chiara, ci ha detto su questi temi non ci sono risposte politiche da dare, servono risposte tecniche. Noi le risposte tecniche non le abbiamo avute e quelle che abbiamo avuto sono preoccupanti, semplicemente diamo le carte delle risposte tecniche a chi di dovere. In questo caso non è più la politica, ma chi deve giudicare se l'interruzione di un concorso già avviato è lecito o non è lecito. Io non faccio nomi in questo caso, a differenza di Sciauli, però dico che il caso di cui stiamo affrontando, appunto la nomina di quello che era il principale primario dell'anestesia, che è stato nominato a direttore della Sores in questo caso. Di questo ne parliamo, ma è ovvio che non parliamo solo di questo, perché abbiamo detto che un tutti contro tutti su tutte le questioni che riguardano la sanità. Di mezzo c'è una campagna vaccinale che va a rilento, colpa della regione, colpa dello Stato. Sappiamo che sono il 30% in meno di dosi di Pfizer, ma dall'altra parte ci sono tanti temi legati alla regione, tra cui appunto la questione di vaccini per over 60 che appunto non stanno andando come si devono, oppure altrettanto anche per quanto riguarda i giovani, per la fascia dai 16 ai 20 anni. Non è come si andava sperando. Cosa sta succedendo? Messaggi sbagliati? I dati di ieri ci dicono, e sottolineo purtroppo, che dai 60 ai 70 anni siamo la penultima regione italiana come prima dose e fra gli ultimi, poco meglio, per la dose completa del ciclo vaccinale. Siamo indietro per la percentuale di operatori della sanità vaccinati e quindi è chiaro che ci sono delle preoccupazioni. Mi sembrano delle preoccupazioni che ha riscontrato lo stesso assessore Riccardi, in qualche maniera, dicendole in maniera esplicita, e bisogna interrogarsi sul perché. Io non credo che ci siano ormai più problemi di approvvigionamento come ce ne sono stati all'inizio. Sicuramente ci sono stati degli errori comunicativi anche nazionali, se non addirittura europei nella prima fase. Penso alla discussione su AstraZeneca, sulle possibilità di AstraZeneca, che età, sì, con che rischi. Però credo anche... Prima c'era AstraZeneca under 60, poi over 60, adesso si ritorna ad under 60 perché Pfizer sicuramente non ha dato fiducia e tranquillità ai cittadini. Ma credo che ci siano delle responsabilità anche in questa regione. Da un lato, io ringrazio, lo farà sicuramente anche l'assessore, tutta la straordinaria messa di volontariato che ci ha permesso di organizzare bene la vaccinazione, dalla protezione civile agli alpini. Però devo anche dire che ci sono stati degli esempi discordanti. Da un lato della politica, mi dispiace dirlo, io ricordo il sindaco di Piazza e il presidente Fedriga in piazza a Trieste, poco prima della seconda drammatica ondata, a chiedere aperture serali perché questo era giusto. Abbiamo dato dei messaggi, secondo me, di sottovalutazione del virus in un momento decisivo,
quello della drammatica seconda ondata, e poi abbiamo dato, diciamocelo, anche degli esempi negativi ai cittadini. Se le figure apicali, se quelli più riconosciuti della nostra sanità, i Maradona della nostra sanità, per capirci, quelli che sono talmente bravi che li mettiamo proprio a dirigere il servizio regionale di emergenza con i problemi che ha, se i Maradona della nostra sanità dicono che hanno gestito per mesi il reparto di rianimazione e terapia intensiva, quello che ha visto le morti, le difficoltà, l'hanno gestito non vaccinandosi, per le motivazioni che poi abbiamo capito, e poi ci dicono anche che l'obbligo vaccinale è sbagliato anche per i sanitari. Io mi chiedo, come una famiglia che deve decidere probabilmente fra poche settimane se vaccinare o meno i propri figli prima di rimandarli alle scuole. Ma lei questi sanitari, no, scusi se la disturbo, ma questi sanitari adesso li sospenderebbe? Io sicuramente li metterei in una mansione che non gli permette di dire né di dare quei messaggi, né di continuare a svolgere un ruolo e dare un messaggio sbagliato ai cittadini. Perché, ripeto, torno all'esempio che stavo facendo, noi già ognuno di noi, nessuno ha delle sicurezze, ognuno di noi ha delle paure, pensiamo alle famiglie. Se ancora gli diciamo che le figure più importanti della nostra sanità sono sostanzialmente dubitanti, nei confronti del vaccino, io credo che il messaggio che diamo è un messaggio profondamente sbagliato e non possiamo, come è sentito fare in particolare dal Presidente Fedriga, scaricare sulla irresponsabilità dei cittadini o sulla poca disponibilità a vaccinarsi. Ai cittadini dobbiamo dare fiducia, messaggi chiari e rassicurazioni. Se il nostro sistema sanitario con alcune figure è il primo a non dargliele e quelle che invece le rassicurazioni le danno e fanno campagna vaccinale seria, vengono attaccati, perché sono stati attaccati in maniera virulenta, penso al dottor Peratoner, sui media e sui social, e credo che il messaggio che diamo ai cittadini di questa regione è sbagliato e probabilmente in una quota parte ne paghiamo le conseguenze. Senta, Chiudo solo dicendo sì. una cosa, attenzione, lo dico qua, a settembre ripartono le scuole. E infatti, cerchiamo di arrivarci preparati. Lei ha anticipato quello che volevo chiedere. Peraltro, annuncio che nella seconda parte dovrebbe esserci l'assessore alla salute Riccardi. Scuole, si rischia di arrivare in ritardo per una serie di questioni. Questione dei vaccini, siamo in ritardo con i giovani. Questione dei trasporti, siamo in ritardo, ma questo lo siamo ormai da 1 anno e mezzo e non tutti hanno la bacchetta magica. Ritarderebbe l'avvio scolastico alla Zaia, mettiamola così. Zaia l'ha tirato fuori il discorso appunto non meno di 48 ore fa. No, credo che a questo punto sarebbe l'ammissione della sconfitta di chi deve prendere decisioni e ottenere dei risultati. Cioè non possiamo dire che non siamo in grado di arrivare preparati a settembre per la riapertura delle scuole. E guardate, l'abbiamo detto in Consiglio regionale, abbiamo fatto delle conferenze stampa, abbiamo invitato l'assessore Pizzimenti, nonché l'assessore Rosole. Cominciamo subito a prepararci. Ieri l'assessore Pizzimenti, su una richiesta specifica, ha negato ufficialmente la disponibilità della Regione a impianti di ventilazione e di areazione forzata nelle nostre scuole e nelle nostre aule. La Regione Marche ha già dotato di impianti di ventilazione forzata e assistita 80 istituti scolastici. La Regione Marche è di centrodestra, per capirci. Ecco. Allora, cerchiamo di arrivare pronti, sia sul trasporto, sia su classi che non siano classi pollaio, ma siano in grado di dare condizioni di sicurezza ai nostri studenti, e se serve, l'ho detto già nella seconda ondata, con un dipartimento di prevenzione e anche di servizio di tamponi dedicato alla scuola. Perché noi dobbiamo dare sicurezza anche alle famiglie e risposte immediate. Quindi tamponi a tappeto fin dall'inizio dell'anno scolastico? Allora, alcune realtà... Si fa iniziare le scuole subito con i tamponi a tappeto? Ogni tanto si può copiare. Poi noi pensiamo di essere sempre, chi fa politica pensa sempre di avere l'idea migliore del mondo. Ogni tanto si può copiare. L'hanno fatto nel Lazio. Hanno dedicato un servizio prenotabile online perché gli studenti possono andare a fare un tampone gratuito immediatamente, in modo da non avere delle difficoltà nel rientro in classe o nel saper cosa fare, perché quello che è successo durante la pandemia è che tantissimi genitori delle nostre scuole, con i figli a scuola, non sapevano come comportarsi. Allora noi dobbiamo arrivare a settembre pronti su questo, anche con degli strumenti e dei servizi dedicati alle scuole, perché non è che c'è solo la scuola, è chiaro che dovremo combattere il virus fino in fondo con l'attenzione, ma probabilmente sarà lì il rischio maggiore da settembre e dobbiamo arrivarci preparati. Però il messaggio che
ha dato Zaia e che spero non venga dato in questa regione, Sentiremo che dopo. può essere che si Sarà una possa delle rinviare domande. la ripresa della scuola, credo che sia il messaggio più sbagliato che possiamo dare a famiglie e studenti. La sanità pubblica assorbe gran parte, lo sappiamo, da anni e ce la dobbiamo accollare, ma è anche una questione di autonomia speciale, la gran parte del nostro bilancio. La sanità privata può venire in aiuto in questo caso e lo sta facendo già la Regione con il potenziamento della sanità privata per snellire le code. Questo è un messaggio sbagliato secondo voi, perché? Allora, secondo me, intanto, partiamo da un presupposto chiarissimo. Nessuno qui demonizza la sanità privata, che fa impresa e può essere a volte sia complementare che in aiuto del pubblico. Però io non voglio andare verso il modello lombardo. Abbiamo visto cosa ha prodotto il modello lombardo durante la pandemia e soprattutto, dico in maniera molto chiara, partiamo da risposte alla sanità pubblica, da servizi che devono essere riattivati nella sanità pubblica, da risposte per le liste d'attesa che non possono essere demandate esclusivamente al privato dandogli altri 21 milioni di euro. Allora io ho come l'impressione, così i cittadini ci capiscono, che alcuni servizi, penso a ginecologia, urologia, oculistica, li stiamo di fatto appaltando al privato. E un cittadino di questa regione, quando alza la cornetta del telefono, così siamo concreti, si sente dire mesi e mesi di attesa per risposte su questi servizi, oppure semplicemente un prezzo per andare dal privato una settimana dopo. Allora io credo che il privato giustamente faccia il suo lavoro, credo che abbia anche, mi viene da dire così per semplificare, guadagnato abbastanza durante la pandemia, penso solo a tutta la messe gigantesca di tamponi fatti in strutture private. Bisogna collaborare con il privato, però si parta nella destinazione delle risorse e anche nell'obiettivo di riduzione delle liste attesa dai servizi pubblici, dalla riapertura dei servizi pubblici e dalla capacità di dare risposte ai cittadini. Io non credo che siamo in una fase in cui tutti possano permettersi cifre importanti per andare dal privato. Io la ringrazio Charlie per questa prima parte che ci ha dedicato, adesso lo spazio alla pubblicità e poi l'assessore Riccardi. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, seconda parte, avevo annunciato con noi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro ospite. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, vicepresidente, prima avevamo avuto ospite Sciaurli, magari le dirò anche che cosa ha detto in modo da poter replicare, se possibile. Io le chiedevo innanzitutto, le volevo chiedere come sta andando la campagna vaccinale, le chiedo anche se c'è qualche dato che la sta deludendo maggiormente dopo questo primo semestre. Sa che non si è sentita la domanda? Sì. Allora, vediamo se riusciamo di nuovo a riformulare la domanda. Allora, se c'è stato qualche problema, mi sente? Sì. Ok, allora, volevo sapere, vicepresidente, come sta andando la campagna vaccinale e se, dopo, se ci dà un bilancio di questo primo semestre, possiamo dire, se c'è qualche dato che magari la sta deludendo maggiormente rispetto alle sue previsioni. Ma allora, diciamo, se vogliamo prenderla totalmente per intero, dovremmo dire che l'andamento del contagio sta scendendo, sta continuando a scendere, anche se è molto più alto rispetto a quello dell'anno scorso. Parliamo di un valore di 10 volte. E fortunatamente c'è la campagna vaccinale che sta proseguendo. Se avessimo detto all'inizio dell'anno che saremmo arrivati a questi numeri ci avrebbero dato dei matti, però in realtà i numeri sono importanti. Il problema è che questi numeri comunque sono indietro rispetto a quelle che sono le condizioni della soglia, di quella che viene ritenuta la soglia immunità, e hanno un ritardo strutturale per quel che riguarda la vaccinazione rispetto alle altre regioni, con una medaglia a due facce. Noi siamo una delle regioni dove i sanitari si vaccinano di meno,
mentre siamo la prima regione dove il personale scolastico si vaccina di più. In questo contesto, se noi mettiamo l'asticella al 75% della popolazione, significa che dobbiamo riuscire a raggiungere le 900.000 persone. In questo momento abbiamo superato le 700.000, quindi abbiamo ancora 200.000 persone da convincere rispetto alla vaccinazione per avere una condizione di, chiamiamola così, di sicurezza. Le fasce d'età, abbiamo raggiunto il 72% delle persone che superano i 40 anni e quindi c'è un lavoro importante da fare. Ci sono 86.000 persone oltre i 60 anni che non si sono ancora vaccinate e vediamo come i giovani insomma, si alternano più o meno le fasce d'età, ma insomma vanno intorno alla cinquantina, al 50%. Vediamo anche come i contagi che ultimamente si presentano sono contagi che prevedono, che colpiscono persone molto più giovani e in più siamo in presenza di una mutazione importante che in questo momento si chiama Delta, che diventerà la variante prevalente e tutti sappiamo essere una variante molto invasiva e anche molto veloce. Sì. Quindi noi dobbiamo cercare di proteggere la domanda ospedaliera, questo è l'obiettivo che stiamo facendo. Certo, alla luce della variante Delta, alla luce anche dei contagi che lei ci ha detto che stanno colpendo soprattutto i più giovani, le faccio una domanda anche vedendo e sentendo quello che ha detto Zaia nel Veneto e la possibilità di ritardare l'anno scolastico a fine settembre. Potrebbe essere una soluzione anche questa? Intanto ho visto che il Presidente Zaia però ieri ha deciso di iniziare le scuole in modo normale. Io credo che su questa cosa le regioni dovrebbero avere una linea unica e penso anche che il sistema scolastico debba riprendere cercandolo di mettere in maggior sicurezza possibile. Abbiamo un rischio relativamente alla popolazione scolastica, quindi i giovani, mentre abbiamo una condizione, devo dire, positiva rispetto alla vaccinazione del sistema, del personale, degli insegnanti, del personale ausiliario che sostanzialmente si è vaccinato tutto, quindi è un dato sicuro. È chiaro che i temi aperti sono quello che succede prima della scuola e quello che succede dopo la scuola, in particolare legati ai trasporti. Infatti, uno dei temi è i trasporti. Sentivo prima Sciaurli, per esempio, che abbiamo avuto qui come ospite, diceva dobbiamo mettere anche lui, diceva in sicurezza la scuola, tamponi, fare più tamponi tra i ragazzi. È possibile questo? Alla ripresa della scuola? Quindi dobbiamo cercare di farlo, è un lavoro che stiamo facendo tutti insieme. È un lavoro complicato perché non è che tu moltiplichi il numero di posti per poi trasportare le persone, però è un lavoro che insieme ai prefetti e ai colleghi Pizzimenti e Rosoli stiamo facendo. Senta, le chiedo, questo meno 30% di consegna delle dosi di Pfizer ha delle ripercussioni qua in regione? Abbiamo sentito un po' anche quello che ha detto Figliuolo, l'apertura ad AstraZeneca agli under 60. Allora, intanto sulle consegne ognuno ha i suoi dati. Noi non abbiamo, a differenza di altre regioni, un problema legato allo spostamento di prenotazioni. Questo naturalmente per il mese di luglio. Poi bisogna capire cosa succederà a agosto e bisognerà capire se noi riusciremo ad accelerare la vaccinazione, nel senso che noi siamo pronti a poter vaccinare ormai quasi 100.000 persone a settimana. Siamo in una condizione dove le nostre agende sono superiori rispetto alla richiesta di vaccinazione, quindi oggi il nostro problema è questo, non è altro. Senta, le chiedo sulla questione dei sanitari, che lei diceva siamo negli ultimi posti per quanto riguarda i sanitari, invece è al primo posto per quanto riguarda gli insegnanti. Che ne saranno di loro, di quelli che si rifiuteranno ancora? I ricorsi, la questione privacy rischiano di un po' bloccare questo demansionamento, questi provvedimenti che bisognerebbe prendere nei loro confronti, secondo appunto quello che dice il governo. Guardi, la gestione dello spostamento delle persone per effetto di una mancata vaccinazione non è una cosa, purtroppo, è una storia un po' tutta italiana, quindi c'è la norma sulla privacy da rispettare,
c'è una condizione che vede delle situazioni diverse che riguardano il personale sanitario, perché ci sono quelli che non vogliono vaccinarsi, ma ci sono anche quelli che non possono vaccinarsi. E quindi è chiaro che l'applicazione va fatta nel rispetto delle regole. Purtroppo vediamo che non c'è un atteggiamento molto di disponibilità. Quando si comincia a vedere lettere di avvocati che arrivano, che ti diffidano rispetto a questo, non è un buon modo per affrontare una situazione che è già difficile di per sé, no? E quindi è chiaro che le aziende stanno procedendo nel rispetto delle norme e con l'applicazione di quelli che sono i criteri definiti dal rispetto della norma che stabilisce questo e dall'altra parte della tutela dei dati personali. A proposito di lettere di avvocati, quando si legge che un gruppo politico, una parte politica va in procura, presenta esposti per nomine per alcune nomine, è un po' la sconfitta della politica? Abbiamo sentito prima anche il segretario dei Dem dicendo abbiamo degli strumenti a disposizione, dalle interrogazioni ad altre, però se non ci ascoltano. Ascoltare, se uno quando viene ascoltato vuole sentirsi la risposta che gli va bene, quella è un'altra storia. Che cosa c'entra un esposto in procura rispetto a questo? Cioè, le ragioni, che peraltro, guardi, nel momento in cui maneggiamo materie di concorsi, selezioni, cose non sono materie di competenza né della giunta regionale della politica, tantomeno dei consiglieri regionali. Un'azienda fa le sue scelte, uno può dire che non è d'accordo, ma da qui a dire no di procura, facciano quello che devono fare, per l'amor di Dio. Io non, ognuno ha il suo modo di interpretare il suo comportamento politico. Ci eravamo lasciati nella legislatura passata, dove davanti a determinate accuse io difendevo Deborah Serracchiani contro gli attacchi grillini e questo tipo di minacce, mi ritrovo al Partito Democratico che dice che va in procura. Vale procura. Se la linea politica del Partito Democratico è quello di andare in procura, faccia quello che ritiene opportuno. Sicuramente questa non è la linea politica mia. Senta, io chiudevo questo collegamento riguardo alla sanità privata. Il fatto di potenziare la sanità privata anche per ridurre le liste d'attesa, le code che ci sono, anche dopo ovviamente per effetto del Covid che si sono create, questo vuol dire destrutturare la sanità pubblica, come dice una parte politica, vuol dire dare una mano alla sanità pubblica, vuol dire che la sanità pubblica non ce la fa perché comunque anche costa metà del bilancio della regione. Ci dia una ragione di tutto questo, di questa mossa che voi avete creato. Ma la ragione sta nelle cose, poi se vogliamo un conto è raccontarle com'è, comodo, sarebbe peggio che qualcuno le raccontasse senza capire. Io ho la sensazione che qualcuno le racconta non conoscendole. Allora io cerco di metterle in ordine. Allora, noi siamo per il rispetto dei diritti costituzionali, quindi tutte le persone devono essere curate. Uno, le persone che sono in situazioni di difficoltà, questo Paese è una grande conquista, deve garantire le cure. La sanità deve stare in totali mani di governo pubblico. Se poi il pubblico può essere aiutato anche da un sistema privato che diventa complementare, questo lo fa perché il sistema pubblico decide questo. Sicuramente è molto più flessibile, è molto più facile da organizzare. Forse dovremmo interrogarci anche su tutte le regole, tutti i comitati e tutte quelle liturgie che continuiamo ad avere, intanto le persone aumentano le liste d'attesa. Ma c'è una terza questione, che è la questione del nodo di quelle cose che si discute in questi giorni. Io non credo che il Friuli Venezia Giulia abbia modelli da imitare. Mi dicono che voglio imitare il modello lombardo, non è assolutamente così. Relativamente a questa cosa che riguarda la lista d'attesa, noi abbiamo messo a disposizione del sistema pubblico 16 milioni di euro perché il sistema pubblico si riorganizzi e cerchi di dare un colpo alle attese dovute evidentemente anche alla pandemia. Poi c'è un sistema accreditato privato, ma c'è un sistema accreditato privato con il quale noi abbiamo a che fare che riguarda le altre regioni, che è molto diverso dal nostro. Cioè, se io ho €1 di spesa di accreditata ospedaliera in Friuli Venezia Giulia, in Veneto quell'1 diventa 2. E quindi noi che continuiamo a discutere con l'approccio ideologico del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, tra l'altro applicando regole che sono state varate
dal governo dove il Movimento 5 Stelle aveva il ministro della salute, quindi io non è che applico regole diverse. Noi stiamo cercando di andare a riportarci a casa quella quota di privato accreditato che vede i nostri cittadini andare a fare delle prestazioni a media e bassa intensità, in particolare in Veneto, in strutture private accreditate, dove noi alla fine siamo costretti a pagare piedi lista quei soldi. Allora, se qualcuno crede che questo sia un buon modo per aumentare la fuga, creare disagi nelle persone che devono andare a curarsi da altre parti, spostare i nostri professionisti che non hanno le sale operatorie disponibili, e quindi che questo sia un buon modo di gestire le cose. E questa è la risposta. Noi non aumentiamo la spesa del privato, andiamo a prenderci pagata a piedi lista il privato accreditato dal bilancio pubblico di questa regione, perché queste sono le regole. Per troppo tempo qualcuno questa cosa non ha voluto guardarla. Allora dentro lì ci sono i disagi delle persone che si devono trasferire, i disagi dei nostri professionisti che sono costretti ad andare a operare da altre parti, e guardi, se lo potessero fare nel pubblico, perché in via prioritaria lo devono fare nel pubblico, ma se quello non è sufficiente lo possono fare anche su questo. Terza cosa, non banale, noi chiediamo l'applicazione al privato, gli abbiamo imposto di applicare il nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale, che oggi, fino ad oggi non era applicato. Certo. perché non c'era stato un adeguamento di questo. E ne vuole l'ultima battuta. Noi siamo una regione a statuto speciale, viviamo di compartecipazioni, quindi gettiti derivanti da dinamiche economiche. Quelle dinamiche economiche oggi vengono versate al Veneto, quindi anche il bilancio della regione ne trae un beneficio. Io non capisco qual è il problema se non quello di un approccio ideologico, e mi consenta di dire, secondo me non è neanche del tutto un approccio ideologico, proprio c'è qualcuno che non conosce queste cose. Allora, siccome ha avuto anche incarichi di governo regionale, si metta un po' a studiare come ho fatto io quando sono arrivato qua. Riccardo, io la ringrazio, Assessore, per questo suo intervento, le auguro buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a lei. Bene, con questo abbiamo concluso la nostra puntata di Screenshot, torneremo come sempre domani e venerdì. Grazie, arrivederci.